Benvenuti, oggi è lunedì 16 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:22. La luna si leva alle 23:57 e cala alle 10:21. Oggi la Chiesa celebra Sant'Aureliano. Il nome Aureliano significa appartenente alla gens Aurelia. Il 16 giugno si festeggia la giornata internazionale delle tartarughe marine. L'obiettivo principale è quello di migliorare la conservazione e la protezione della tartaruga marina caretta caretta, che si trova nella zona del Mediterraneo, attraverso attività di monitoraggio e di messa in sicurezza dei siti. Il progetto intende anche valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla nidificazione della specie. Oggi compie 83 anni Giacomo Agostini, il pilota di moto più titolato della storia, con 15 campionati mondiali vinti tra il 1963 e il 1977. Una curiosità, qualcuno lo ricorderà come intervistatore di altri campioni sportivi nella rubrica pubblicitaria televisiva Carosello. Sono 84 invece gli anni per Michele Gammino, uno dei più noti doppiatori italiani. Infinita la schiera degli attori ai quali ha prestato la voce: Harrison Ford, Kevin Costner, Jack Nicholson, Bill Murray, Richard Gere, Dustin Hoffman, Cary Grant. Per 4 anni ha condotto la trasmissione televisiva Giochi senza frontiere. Infine auguri per i 52 anni di Federica Mogherini, politica romana che ha ricoperto ruoli di alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, vicepresidente della Commissione Europea e ministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Renzi. Le ricordiamo come rettrice del Collegio d'Europa. È il 16 giugno del 1972 quando a Washington 5 uomini vengono sorpresi mentre cercano di entrare nella sede del Partito Democratico, il Palazzo Watergate. Siamo all'inizio di un intricato scandalo politico che porta alle dimissioni del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon per effetto dell'inchiesta bomba di 2 giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein. Sapete cosa si intende per stranezza nel mondo della fisica? È un appellativo che viene attribuito ad alcune particelle che hanno una vita media più lunga di quel che si potesse immaginare. Alcune particelle vengono infatti dette instabili perché sono difficili da osservare. Potremmo immaginare che in qualche modo si trasformino prima ancora che possano essere rivelate. La prima particella strana ad essere stata individuata nel 1947 fu la particella lambda. Buon inizio settimana ai 12, la settimana si apre con un'originalissima luna in acquario e con Giove in cancro, tra sogni e fantasie. Vediamo cosa accade ai segni zodiacali. Ariete, per voi la luna in acquario è una luna amica e in più Giove in cancro vi chiede di stimolare un pochino più la fantasia e l'ingegno proprio perché non ci sta con le regole saturnine e che avete nei vostri gradi per adesso, quindi cercate di essere un po' più morbidi. Toro, la Venere nei vostri gradi dialoga benissimo con Mercurio, molto complice, parla di dialoghi in amori e di piccole entrate finanziarie che vi farà piacere ricevere. In tutto ciò Urano alla fine dei vostri gradi sembra comportarsi bene con Saturno e Nettuno, un po' meno con Marte, con cui vige una quadratura che vi renderà un po' nervosi. Gemelli, il vostro Sole alla fine dei vostri gradi combatte proprio con le regole di Saturno di cui si vuole proprio spogliare. Per voi è un momento di liberazione, un momento in cui le zavorre andranno finalmente via dal peso che non rendeva leggera la vostra anima come la volete, quindi siate felici. Cancro, Giove nei vostri gradi sta già facendo le sue battaglie, in particolare contro Saturno e Nettuno.
Detesterete quindi le costrizioni e la confusione, cercherete in tutti i modi di dare un assetto familiare ed economico importante alla vostra vita. Leone, la giornata di oggi vede un Marte nei vostri ultimi gradi essere veramente molto nervoso, proprio perché la quadratura di Urano lo rende estremamente eccitabile. Il Sole e Giove però tenderanno a trasformare questa tensione in un saldo carisma che userete opportunamente. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che vede una certa focosa tentazione da parte vostra, si sente già l'arrivo di Marte nei vostri gradi, sta per arrivare e tenderà a dinamizzare moltissimo tutta una serie di faccende che riguardano un po' la vostra vita passionale. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata con Saturno e Nettuno in opposizione. Quelli li avrete per lunghissimo tempo, ma Venere, il vostro pianeta, in combutta con Mercurio, sembra ordire trame interessanti. Probabilmente oggi verrete a sapere di qualcosa e avrete qualche informazione che vi chiarirà la posizione di qualcuno nei vostri confronti. Scorpione, Venere in opposizione per voi è Luna in quadratura. Questa Luna oggi è una Luna che tenderebbe molto a rendervi un po' nervosi. Anche Marte ci mette la sua, anche se molto più debole, sta per uscire dal Leone. Cercate quindi di mantenere la calma. Non è proprio il lunedì ideale, ma in serata già si prevedono miglioramenti. Sagittario, la vostra giornata oggi è una giornata con una bella luna che vi incita alla comunicazione e deve necessariamente fare il paio con un Giove che finalmente non è più opposto ai vostri gradi, quindi un Giove che vi lascia più liberi di spaziare, di fantasticare e anche di essere più teneri e dolci. Capricorno, a proposito di tenerezza e dolcezza, la Venere in Trigono ve ne regala tanta, però dovreste essere più bravi a sfruttare un po' le ambizioni che Giove vuole stimolare sul vostro Saturno. Ebbene, Acquario, Luna nei vostri gradi, oggi è una Luna molto fantasiosa, una Luna che connettendosi al Sole riesce a darvi il calore e le idee necessarie per essere visti, per essere protagonisti, per essere visibili e anche con un tocco di ironia. Pesci, una luna un po' chiacchierina, una luna che vi sussurra pensieri, sensazioni, emozioni e che vi farà captare anche qualche falla di sistema intorno al vostro ambito lavorativo. Indecisi se parlarne o no, vi consiglierà comunque in serata la luna che busserà ai vostri gradi. Indossate le giacche di pelle, mettete la brillantina e preparatevi a ricordare l'estate del 78 e le avventure di Danny e Sandy. Parliamo di Grease, il musical interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, ha spopolato al botteghino il 16 giugno del 1978. Prodotto con soli $6 milioni, ne guadagnò circa 400. To bite off more than you can chew. Tradotta alla lettera sarebbe mordere più di quello che riesci a masticare. Immaginatevi di riempire la bocca con un boccone così grande da rendere difficile la masticazione. Ecco, accettare troppo lavoro o un progetto troppo grande o complicato è come trovarsi in quella situazione. Rischi di non riuscire a completare tutto. È un po' come fare il passo più lungo della gamba. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di un pittore fuori dagli schemi. Egon Schiele. Nel 1912 una terribile accusa scuote la sua vita: corruzione di minore ed esposizione di materiale erotico. Anche se viene assolto, Schiele vive l'incubo del carcere e l'umiliazione pubblica. All'Accademia di Belle Arti di Vienna il suo talento è innegabile, ma presto si ribella ai canoni tradizionali. Ecco che le sue opere, esplicite e sensuali, diventano la bandiera dell'espressionismo austriaco. Schiele si batte per difendere i suoi capolavori erotici, capaci di sollevare scandalo e ammirazione.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Alcune strade portano più a un destino che a una destinazione. E quindi, sempre con uno sguardo avanti verso il destino, grazie alle piccole destinazioni giornaliere, affrontiamo questa nuova meravigliosa giornata di fronte a noi. Mi raccomando, ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.